È sempre la stessa storia, almeno che mattina, quando mi sette aspetta gente che non consiglia. Eppure se io Mariola mi confessa una rapina, o guarda in dall'occhio stanco e senza meraviglia. Sapesse la sera che mi torna una concetta, che sciuti incinta stu creatura non è Don Mattia. E sapendo che issa sta scarfando una tulietta, la già mandata a casa solo con se Ave Maria. Come si fa, per cambia meglio ti a confessare, ma sti preghiera non servono a niente, si fraro io ora stai ancora a sbagliare. Maronna si va a raccontare sta storia salvatora, che sei giocata pure l'anima in macchinetta. Se avessero tretto padre fosse un signora, ma ieri accoltellata non per una sigaretta. Invece stamattina vecchia chiesta si è peccata, avere 2 rapporti al mese con una prostituta. E dopo che mi ha confessato pure quanto spenna, se ne è asciutta dicendo padre era minorenne. Come si fa, per campa meglio ti a confessare, ma sti preghiere non servono a niente, si fraro io ora sta ancora a sbagliare. Potete immaginare che sofferenza è stata unire in matrimonio Rosa con una carcerata, a essa che 20 anni fa per me ero primo amore, con cuore a piezza c'ha già avuto la benedizione. E quando con chi lo occhianire e con un braccio rotto, ma it senza cattiveria è stato mio marito, l'ha già stringuto forte e forse non avrei dovuto. Forse ero troppo vicino. Come si fa, per campa meglio ma già confessare, ma sì per buio son con giudice e Dio, qualche peccato ce lo faccio pure io. Allora, il nostro progetto nasce nella primavera del 2013, quindi è di natura brevissima, di vita breve, ed è nato appunto dall'incontro tra me, Roberto Colella, un cantautore, e Vincenzo Capasso, il trombettista. Successivamente, mescolando appunto il suono del mio pianoforte e della mia chitarra con il suono della sua tromba, abbiamo deciso di allargare il progetto e di passare quindi ad una formazione bandistica in un certo senso, e quindi di ingaggiare, per così dire, Eliano Del Peschio al basso, Marco Salvatore alla batteria e Alessandro Morlando alla chitarra elettrica. C'è anche un percussionista, Roberto Guardi, che non è qui con noi stasera. E inoltre abbiamo scelto il nome La Maschera quasi come sfida, in un certo senso, per collegarci a qualcosa di teatrale, per sottolineare qualche volta il dualismo appunto di questa figura e appunto per, in un certo senso, restare e per contrastare quella che è la tradizione napoletana, della musica napoletana. I brani sono alcuni in dialetto, alcuni in italiano. Stasera abbiamo presentato 3 brani in dialetto scelti dalla commissione, e uno dei motivi per cui abbiamo partecipato a Musicultura è appunto per fare un tentativo, per provare appunto una sfida, portando qualcosa di partenopeo, qualcosa in dialetto, fuori dai confini della Campania.